Ne servono 12 milioni, ce ne sono 4, promessi 8, ne arriveranno 0. Questo è il balletto di cifre che mette in grave difficoltà la gestione delle strade bellunesi. Da Roma infatti non arriverà nemmeno un euro degli 8 milioni promessi a Palazzo Piloni, mai preso impegni, smentiscono però da Roma, per risolvere la questione Veneto Strade. Qualche soldo in più potrebbe arrivare solo dalla revisione dei tagli alle province. Stiamo aspettando di capire a quanto ammonta la diminuzione del taglio dei 4 milioni sulla provincia di Belluno e speriamo almeno in 1 milione lì. E poi vediamo sul passaggio del personale dei centri per l'impiego quanto riusciamo a recuperare, che anche lì dovremo recuperare circa 1 milione. La faccenda è bollente, ma il clima rigido e bisogna confidare nel bel tempo. Veneto Strade assicura ancora poche settimane di gestione e se dovesse nevicare sarebbe la fine. L'ingegner Vernizzi ci dice entro la fine di febbraio ho bisogno di sapere, altrimenti chiudo le strade. È chiaro che non lo potrà fare, io gli ho parlato anche ieri per dirgli che stiamo lavorando, insomma che si preoccupare, ma insomma ci stiamo preoccupando tutti e si preoccuperà anche la Regione e lo Stato di questo problema. Intanto dalla settimana prossima inizieranno i confronti con i rappresentanti nazionali degli enti che si occupano di costi standard. In Veneto solo Belluno e Vicenza partecipano a questa analisi della situazione economica dell'ente provinciale. Cercheremo di capire come affrontare questa situazione, anche perché noi dobbiamo diminuire obbligatoriamente del 30% il personale, però per pagare il personale rimanente dobbiamo sapere dove attingere i fondi. Questa settimana se la tengono per mettere in piedi la struttura e dalla settimana prossima si incomincerà a lavorare.